Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera, lasciando i tifosi azzurri in stato di massima allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato club, portando informazioni calde. Direttamente dai retroscena, con quel tocco esclusivo che trovi solo qui. Come sempre, la nostra missione è tenerti un passo avanti su tutto, seguendo da vicino ogni movimento, ogni voce di mercato e ogni decisione importante. Quindi lascia subito un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti assolutamente nulla. Oggi, un argomento estremamente delicato e pieno di suspense sta muovendo la dirigenza. E il futuro del nostro club potrebbe essere sul punto di cambiare. Qualcosa di grande si sta preparando dietro le quinte del Napoli, e tu lo scoprirai ora. Nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del Napoli e noto per anticipare rivelazioni importanti, ha lanciato una bomba sensazionale sul mercato: Kevin De Bruyne starebbe lasciando il Napoli, con la trattativa già praticamente definita. Secondo Sparnelli, il centrocampista belga sarebbe stato ceduto a un club del Belgio, e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella prossima finestra di mercato. La notizia è caduta come un pugno allo stomaco per i tifosi, che ancora cercano di capire se si tratta dell'inizio di una rifondazione o della fine di un sogno. De Bruyne è arrivato a Napoli portando con sé aspettative gigantesche. Dopo anni di gloria con la maglia del Manchester City, ha deciso di provare il calcio della Serie A, conoscere l'atmosfera frenetica della Campania e immergersi in una nuova cultura tattica. Tuttavia, il fuoriclasse non ha ancora raggiunto la sua forma migliore. Nonostante alterni buone prestazioni ad altre meno brillanti, la sensazione tra gli analisti è che il belga sia ancora lontano dal mostrare quel calcio dominante che ha incantato il mondo in Premier League. È chiaro che adattarsi a un nuovo paese, un nuovo allenatore e nuovi compagni richiede tempo. E De Bruyne è ancora in questa fase. Dietro le quinte, però, emergono altri fattori. Alcuni esperti affermano che il belga non si sia integrato pienamente nell'intensità fisica richiesta dal centrocampo del Napoli. Altri sostengono che le aspettative su di lui siano state troppo alte, troppo in fretta. Il fatto è che il Napoli si trova in una situazione delicata, cercando di mantenere competitività in tutte le competizioni e soffrendo di oscillazioni tattiche. In una squadra che ha bisogno di risposte immediate, De Bruyne non è ancora riuscito a fornire soluzioni costanti. La conferma di Sparnelli, arrivata poche ore dopo la prima pubblicazione, ha dato ancora più peso alla voce. Sui social, ha dichiarato: "Sto diffondendo questa notizia solo perché la fonte è affidabile". Una frase breve, ma sufficiente per alimentare un incendio di speculazioni. Sparnelli non è solito sbagliare, e quando insiste, il tifoso napoletano sa che deve prestare attenzione. Ora, il clima dietro le quinte è di silenzio totale, nessun dirigente ha commentato ufficialmente. E questo mutismo non fa che aumentare i sospetti. La cessione di De Bruyne, se confermata, libererebbe spazio salariale e una margine gigantesca per investire nella prossima finestra di mercato. Con le richieste di Conte per profondità e numero nella rosa, esiste la possibilità che questa operazione faccia parte di una strategia per rinforzare più ruoli contemporaneamente. Ma è impossibile negarlo. Perdere un nome di tale prestigio influirebbe profondamente sull'immagine e sul peso simbolico del club nel panorama europeo. E ora, tifoso azzurro, vogliamo sentire te: De Bruyne deve davvero essere ceduto? Credi che abbia ancora potenziale per brillare con la maglia del Napoli? O pensi sia meglio approfittare di un'offerta alta ora e rinnovare le zone più carenti della rosa? Lascia la tua opinione nei commenti, la tua voce fa parte di questa storia. E ovviamente, se ami il Napoli e vuoi sostenere il canale per continuare a portarvi notizie esclusive e clamorose direttamente dai retroscena, lascia un super thanks potente. Forza Napoli sempre!